La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova puntata della nostra trasmissione Penalty. Partiamo subito con il campionato di Serie D. Grazie allo stilo della nostra regia andiamo a vedere la schermata dopo la nona giornata del girone di ritorno che si è disputata domenica 1 marzo 2026. Grazie appunto alla regia andiamo a vedere il riepilogo di tutta la giornata. Vittoria per 2-0 della Reggina 1914 contro la San Cataldese, pareggio per 1-1 tra Gebilson e Vigor Lamezia, medesimo risultato 1-1 tra Castrum Favara e Messina, così come è terminata 1-1 la partita tra Nissa e Nuova Igea Virtus. Via via tutte le altre squadre, la vittoria per 2-1 della Paternò Calcio contro Città di Acireale, quindi successo esterno del Savoia 1908 che si impone 2-0 in casa della Vibonese Calcio. Roboante 6-1 di Enna contro Città di Gela, vittoria esterna del Ragusa, vittoria di misura in casa del Milazzo. Chiude il quadro della nona giornata del girone di ritorno il successo corsaro dell'Athletic Club Palermo che si impone 2-1 tra le mura amiche del Sambiase. E a proposito di questo torneo, vale a dire del campionato di Serie D, andiamo a vedere la classifica aggiornata proprio dopo i risultati della nona giornata del girone di ritorno. Al comando della graduatoria c'è il Savoia 1908 con 50 punti, medesimo punteggio per la Nuova Igea Virtus. Al terzo posto troviamo il sempre più sorprendente Athletic Club Palermo a quota 48 punti, ma attenzione perché la compagine del capoluogo siciliano deve recuperare un incontro contro l'Enna Calcio. Via via tutte le altre squadre, a 47 punti troviamo la Reggina 1914 insieme al Nissa, 40 punti per Gebilson, 38 per Milazzo e poi arriviamo sino alla fine della classifica. A fanalino di coda c'è il Paternò Calcio con 17 punti. E restiamo sempre concentrati con il campionato di Serie D, andiamo a vedere la prossima schermata che è quella relativa al prossimo turno, ossia alla 10ª giornata del girone di ritorno che si disputerà il 15 marzo in quanto il campionato di Serie D osserverà un turno di riposo. Andiamo a vedere le partite in questione. Athletic Club Palermo che ospiterà il Paternò Calcio, quindi il Città di Acireale che invece riceverà l'Enna Calcio. Il Milazzo sarà di scena in casa del Città di Gela, altra gara da non perdere quella tra Messina e Nizza, quindi proseguiamo con Nuova Igea Virtus e Reggina 1914, Ragusa Calcio ospiterà la Vibonese Calcio, il Sambiase invece sarà di scena in casa della San Cataldese, quindi Savoia 1908 che riceverà Gebilson, chiude il quadro Vigor Lamezia contro Castrum Favara. E adesso è arrivato il momento di goderci le immagini delle partite più importanti della nona giornata del girone di ritorno, ovviamente del campionato di Serie D.
Il Milazzo si ferma ancora dopo il KO contro la Cireale. I mamertini cadono anche al Marco Salmeri contro uno stoico Ragusa che, pure in inferiorità numerica per oltre un'ora, trova il colpo decisivo proprio all'ultimo respiro. Eppure l'avvio è tutto di marca milazzese, punizione di giunta in cornata di Runze e pallone che sfiora il palo. È il primo squillo del match. Il Ragusa risponde al 10° con D'Innocenzo che prova la conclusione da fuori area, ma Quartarone blocca senza problemi. Il Milazzo insiste al 20° corner di giunta, stacco imperioso di Cassaro e sfera che sorvola la traversa. Poco dopo è Galesio a inventare per Curiale un assist illuminante, l'attaccante però non riesce a concretizzare da posizione favorevole. Al 35° arriva invece la prima tegola, Giunta è costretto a fermarsi per infortunio. Al suo posto mister Catalano getta nella mischia Curro. 2 minuti più tardi l'episodio che cambia la partita, Forti già ammonito commette fallo e rimedia il suo secondo giallo del match. Ragusa in 10 uomini. La gara sembra mettersi in discesa per il Milazzo. Al 43° Galesio di testa manda alto su cross dalla destra, poi allo scadere del primo tempo ancora Galesio impatta di testa ma trova la risposta decisiva di Esposito. Nella ripresa il Milazzo torna subito ad alzare i giri del motore. Dopo 5 minuti Greco pesca Curiale al limite, sinistro secco, Esposito si distende e devia in angolo. Dal corner successivo ancora Cassaro in mischia girata di destro, ma il pallone si spegne alto sopra la traversa. La pressione rossoblu è costante. Al 53° Pipitone sfonda a sinistra e mette in mezzo un pallone perfetto. Curiale stacca di testa ma trova ancora un monumentale Esposito che salva tutto. Gli Iblei provano a respirare. All'84° l'estremo mamertino deve superarsi sul sinistro potente di Golfo dal limite, vola e manda sopra la traversa. Sembra il preludio a un finale in controllo e invece no. Al 94° nell'ultimo respiro del recupero arriva la beffa, Golfo si coordina dalla distanza e lascia partire un destro violento che sorprende Quartarone sul primo palo. È il colpo che gela il Marco Salmeri e fa esplodere il settore azzurro. 1-0 Ragusa e secondo gol in campionato per Golfo. Il Milazzo accusa il colpo e rischia persino il raddoppio con Pipitone che per poco non combina un clamoroso autogol nell'ultima azione del match. Finisce così, il Ragusa porta a casa 3 punti pesantissimi in chiave salvezza, si tira fuori dalla zona play-out e festeggia un successo d'oro. Per il Milazzo invece seconda sconfitta consecutiva e quota 38 che resta immobile. Ora la sosta per il torneo di Viareggio. Si tornerà in campo domenica 15 marzo, una pausa per rifiatare ma anche per riflettere. Allo stadio Marco Tomaselli i riflettori accesi per il big match della 26ª giornata del girone I di Serie D. La Nissa, terza forza del torneo a quota 46 punti e reduce dal pari sul campo del Savoia, ospita la capolista Nuova Virtus avanti di 3 lunghezze e determinata a tentare l'allungo dopo il successo interno sul Paternò. Un raggruppamento estremamente competitivo con Savoia, Athletic Club Palermo e Reggina alla finestra, pronte a inserirsi nella corsa al salto di categoria. C'è il clima delle grandi occasioni a Pian del Lago quando, grazie all'ausilio e alle immagini che ci giungono da Massimo La Giudice, passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre al quarto con la punizione di Agnello che pesca Alagna che prende l'ascensore e di testa manda in rete per l'immediato vantaggio bianco scudato 1-0 al Marco Tomaselli. Risposta igeana all'8° con la sfera in profondità per Cicirello che calcia trovando la parata in 2 tempi da parte di Castelnuovo. Ancora è già pericolosa al quarto d'ora, destro di Gio Pedro respinto da Castelnuovo che si dovrà superare sulla conclusione ravvicinata da parte di Cardinale. Un super intervento ancora una volta il numero 1 nisseno. Al 41° Sess sfonda sulla destra, mette dentro per Cicirello che la gira sul fondo. Ultima occasione nella prima frazione di Marcanissa, Agnello per Rapisarda e mette dentro un cross per Alagna anticipato da Maddaloni che evita il raddoppio dei nisseni, tramonta così sul parziale di 1-0 in favore degli uomini di mister Di Gaetano, ex di giornata, avanti per 1-0. 6 minuti del rientro in campo delle formazioni. Palermo dalla destra serve Rotulo che entra in area e calcia mandando però alto. Ancora Nissa pericolosa all'ora di gioco, Rotulo per Rapisarda che calcia dalla lunga distanza senza creare grossi grattacapi al numero 1 igeano.
Al 77esimo gran filtrante di Vacca per Mascari che mette sul primo palo da Boubacar Sama, che anch'esso ex di giornata, che firma l'1-1 per la Nuegia Virtus. Al 90esimo gran punizione di Terranova, mandata in corner da un super testa grossa che salva, porta e risultato. Termina così con l'espulsione di mister Di Gaetano la sfida del Marco Tomaselli, né vinti né vincitori. 1-1 tra Nissa e Nuegia Virtus. Al vantaggio di Alagna risponde Samachè nella ripresa. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Sfida delicata, autentico scontro per la sopravvivenza è quello che si gioca allo stadio Bruccoleri di Favara tra il Castrum Favara di mister Infantino e la CR Messina di Vincenzo Feola. 26esima giornata, ne mancheranno altre 8 prima della fine di una stagione fin qui avara di soddisfazioni per i padroni di casa, mentre va all'inseguimento la compagine ospite. Andiamo col film della partita a cura, come di consueto, di Giuseppe Montalbano, col primo tentativo col colpo di testa di Trasciani bloccato da Di Silvestro. Dall'altra parte calcio di punizione reclamato dal Castrum Favara per questa trattenuta evidente ai danni di Varela, non fischiata dal direttore di gara il signor Paccagnella di Bologna. Poi dall'altra parte la bomba di Touré che va a sbloccare il risultato, un'autentica saetta che bacia la faccia interna della traversa e poi si va ad insaccare alle spalle dell'incolpevole Di Silvestro. Vantaggio per il Messina con Touré che trova una perla di assoluta bellezza. Prova a rispondere il Castrum Favara qui con il colpo di testa un po' sporco da parte di Capitan Varela con la sfera che si perde a fondocampo. Poi calcio di punizione da parte di Piazza, si deve esaltare Giardino per mettere la palla sopra la traversa e poi in calcio d'angolo dal quale arriva un altro tentativo, questa volta con il colpo di testa di Demin che si perde fuori. Con le immagini passiamo alla ripresa con il primo attacco da parte del Castrum Favara con Lomolino che mette in mezzo il pallone, colpo di testa di Varela con la palla bloccata senza grossi problemi da Giardino. Poi seguiranno una serie di tentativi dalla distanza abbastanza velleitari da parte della formazione guidata da Infantino, con altre parate da parte di Giardino. Poi questo tentativo dalla distanza da parte di Piazza con la sfera che si perde fuori. Poi altro colpo di testa ancora del numero 10 del classe 2002 con la sfera che si perde a fondocampo. Tanta tensione, in effetti ci si gioca tanto al Bruccoleri in questo pomeriggio. Alla fine ne fanno le spese un dirigente del Castrum Favara e mister Feola, entrambi ammoniti dal signor Paccagnella. Poi c'è questa azione, c'è questa trattenuta all'interno dell'area di rigore di De Caro ai danni di Varela. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore. Siamo al 95esimo minuto, tutta la pressione sui piedi di Nacho Varela che prende la rincorsa, guarda la porta e spiazza Giardino per il gol che vale il pareggio, per il gol che vale l'1-1. L'esultanza rabbiosa sotto la curva nord da parte del capitano del Castrum Favara, che evita una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della condanna forse definitiva per il Castrum Favara, che pareggia contro la CR Messina e poi va sotto la curva nord per andare a sentire il parere dei tifosi. Sapevamo di affrontare una squadra forte che anche oggi ha dimostrato di meritare la classifica che ha, anche con la presenza di un pubblico numeroso. Quando sono stato presentato ho detto che abbiamo bisogno di tutti, nel senso che dobbiamo compattarci, perché in alcuni ragazzi, perché essendo una squadra molto giovane, si denota un po' di paura, un po' di timore reverenziale, perché comunque quando si perdono dei punti di riferimento, poi essendo giovani vai un po' ad essere sbandato. Quindi dobbiamo un attimino cercare di tranquillizzarci e cercare di alzare l'autostima, perché pronti via non puoi permetterti assolutamente di prenderti un gol, perché senza nulla togliere al Savoia, che secondo me ha anche meritato la vittoria, i gol ce li siamo fatti da soli, sia il primo che il secondo. E noi con maniera confusionaria, un po' con la forza d'orgoglio, un po' col carattere, abbiamo provato a pareggiare. Però se, come ho detto all'inizio, i gol continuiamo a farceli da soli e difficilmente porti punti a casa. Bene, perché ho elogiato i ragazzi per quanto riguarda, come ha detto lei, l'atteggiamento, la cattiveria, soprattutto nel secondo tempo, di andare a recuperare questa partita. Però c'è da lavorare
ripeto, l'aspetto dell'autostima è fondamentale che venga un pochettino innalzata nei ragazzi. Durante la settimana eravamo stati facili profeti di questa battaglia sportiva che abbiamo trovato sul campo, fermo restando che dobbiamo apprezzare l'accoglienza della società della Vibonese e che va fatta menzione. Sul campo i ragazzi si sono dati battaglia, è stata una partita dura, su un campo ai limiti della praticabilità, dove probabilmente nessuna delle due squadre è stata facilitata da questo campo. È stata una partita di duelli, una partita di guerra, una partita di garra, e sono molto felice e faccio i complimenti ai ragazzi per aver saputo interpretare alla grande una partita difficile come quella di oggi. Personalmente, con tutto il rispetto per le altre squadre, così come per il Savoia, noi abbiamo cercato di preparare la partita per ottenere punti anche col Savoia, perché per noi, se pensiamo che lo dobbiamo recuperare la domenica successiva, perdi un'altra occasione per prendere punti. Quindi io personalmente abbiamo preparata cercando di ottenere punti anche oggi. Per quanto riguarda la prossima partita con Ragusa, essendo una diretta concorrente, sappiamo come è normale che sia, che diventa ancora più importante, certo. C'era da fare una partita sporca, ci siamo calati, non perdiamo la nostra identità costruita in 7 mesi e mezzo di lavoro, però poi la strategia di gara dipende da quello che si può fare, e oggi io credo che la squadra abbia interpretato alla grande questa partita, abbia interpretato alla grande quello che c'era da fare, quello che il campo consentiva di fare, anche quello che consentiva di fare la squadra avversaria, a cui va un plauso, e sono convinto che nonostante questo momento difficile porterà a casa il proprio risultato, fermo restando che ovviamente quella che abbiamo incontrato all'andata era un'altra Vibonese, probabilmente una delle più belle squadre che ho trovato quest'anno. È un peccato che poi quello che è successo qui, però credo che la Vibonese abbia le potenzialità per uscirne fuori. Abbiamo giocato col Savoia, che è una squadra che di solito fa un palleggio importante e mette sotto le squadre. La forza della squadra avversaria di sapersi adattare è anche questa. Il Savoia oggi ha capito che si poteva giocare poco per merito della Vibonese, per le condizioni magari del Manterboso, e ha buttato giù altre caratteristiche che di solito non ha. Quindi è quello che dobbiamo cercare. Se la strada non si può raggiungere in un determinato modo, dobbiamo cercare di trovare l'alternativa, come per esempio oggi, chiedo scusa, ha fatto il Savoia. Ecco perché ho detto che alla fine credo che la vittoria sia anche meritata. Avere la possibilità di scegliere guardando quello che succede in settimana per me è segno di intelligenza da parte mia, e al tempo stesso un ringraziamento al lavoro settimanale di chiunque sta in questo gruppo, anche quelli che per una fase di campionato semmai vengono premiati di meno dalle mie scelte, ma basta venire a vederci tutti i giorni, tu ci sei lì e sai con quanto stimoli, con quanti volontà, con che ritmo, con che spirito la squadra si allena tutti i giorni, e questi sono i risultati. Non è un caso che hai fatto questi nomi, ma io non distinguo tra titolari e panchinari, tra virgolette. Sono tutti giocatori del Savoia e tutti insieme stanno facendo qualcosa di straordinario. Mi interessa che la squadra abbia vinto su un campo difficile, si sia espressa bene, abbia fatto quello che doveva fare. Ora c'è una settimana di sosta dove dobbiamo essere bravi ad allenarci intensamente, ricaricando però la testa soprattutto, e per farci trovare pronti alla ripresa dopo la sosta. Sono felice, sono soddisfatto, e soprattutto ancora una volta la squadra ha dimostrato che ha capito quello che è accaduto, quello che ha sbagliato, e ha riniziato da dove aveva lasciato qualche settimana fa. Oggi penso che la squadra ha dato una grande dimostrazione di forza
perché abbiamo messo di nuovo in campo il nostro DNA, che è quello di essere feroci, che è quello di essere presenti nelle seconde palle, di riconquistare la palla. Abbiamo messo da parte la presunzione ancora una volta, di nuovo, abbiamo ripercorso la strada che è quella, l'unica che ci può portare al risultato, alla prestazione, con coraggio. Non era facile, perché abbiamo anche cambiato tanti uomini e di questo ne vado fiero, perché ancora una volta credo e ne sono ancora più convinto che la settimana indirizza la formazione. Ho cercato di mettere 3 migliori che potevano fare qualcosa di importante oggi attraverso quello che è stata la settimana. La squadra ha capito che per vincere le partite bisogna per forza avere in campo, mettere in campo il nostro DNA più il coraggio, e poi facciamo la prestazione. A fine primo tempo ho fatto i complimenti ai ragazzi, ho detto di stare sereni. Adesso è difficile il secondo tempo, perché stare sullo 0-0 e non averla sbloccata, bisognava avere pazienza, maturità, ma l'importante è che continuavamo su quello che stavano producendo i ragazzi. Sono contento, felice. Il campionato non era chiuso la settimana scorsa, non abbiamo riaperto adesso. Io parto da un presupposto che bisogna fare alla fine i conti. Naturalmente è normale che un passo falso di oggi avrebbe complicato tantissimo il nostro cammino, però questo è un campionato dove si perdono punti ogni settimana, dove da una settimana all'altra possono cambiare le classifiche. Noi la cosa importante è che non dobbiamo cambiare solo il livello, perché se scendiamo di livello come domenica scorsa prendiamo gli schiaffi. Se manteniamo il livello dove siamo arrivati grazie al lavoro, grazie alla quotidianità, continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto in una maniera importante. Poi a Barcellona andremo, frenesia non penso dovremmo avere, dobbiamo andare lì con la nostra spensieratezza, che deve essere dettata non dalla sufficienza di entrare in campo, ma dalla consapevolezza che andremo lì a giocarci una partita consapevoli della nostra forza, della nostra qualità, con un avversario di rispetto che ad oggi è primo in classifica. Poi quando andremo ad affrontarlo si vedrà, perché si devono ancora affrontare partite, e quindi serenamente ci siamo ritrovati in quello che era il nostro mood, che abbiamo perso per qualche partita, e adesso lavoriamo sicuramente per migliorare le fasi della gara, per crescere come è giusto che sia. Però dopo stasera è un po' più semplice confronto al lunedì scorso, dove venivamo da una brutta batosta, soprattutto di prestazione. Sì, oggi giocavamo con 2 mezze punte, diciamo che è il mio ruolo naturale, ecco. Ho fatto quasi sempre il trequartista, negli anni passati non l'ho fatto perché il modulo nelle squadre in cui giocavo non lo richiedeva, ho fatto quasi sempre l'esterno, però sì, mi piace molto fare questo ruolo qua, mi trovo bene, come ho detto prima abbiamo fatto una buona partita oggi. Ognuno di noi se fa bene, l'obiettivo è comune, quindi è solo una cosa buona. Però certo, assolutamente, personalmente spero di fare bene e di aiutare la squadra, quello assolutamente. Ovviamente ognuno si fa un esame di coscienza, cioè non mi piace dire che ci sono state cose esterne sbagliate, cioè, sicuramente ho sbagliato qualcosa io in questi anni, ho fatto un passato importante. E se adesso sono in una piazza, è casa mia, però è una piazza, sappiamo tutti che piazza è Reggio, merita categorie diverse, però certo è un punto di rilancio per me, spero di farlo nel miglior modo possibile. Gela travolto ed umiliato al Gaeta di Enna. La formazione giallo-verde vince 6-1. Bianco-azzurri rimaneggiati ma totalmente in balia degli avversari. Alle assenze per squalifica di Giacomarri e Giuliano si sono aggiunti quelle per infortunio di Maltese, Tejo e Flores Hatley, oltre Lungo De Genti, Martinenko e Sbuttoni. Misiti ha optato inizialmente per il 4-2-3-1. Comincia meglio Lenna al 17esimo, Diaz calcia in porta a botta sicura, Colace respinge.
Al 25esimo il break del Gela che va in vantaggio, sesto gol in campionato per Aperi, controllo orientato a saltare un difensore dopo un passaggio di Tuccio e destro all'angolo. Al 29esimo Argentati ci prova dalla distanza con un tiro in giro, Mangano respinge con difficoltà. Al 38esimo distratto, il più pericoloso dell'Enna colpisce il palo alla sinistra di Colace. Al 40esimo arriva il pareggio dell'Enna, Dadici strappa il pallone dei Guasecchi dopo un brutto retropassaggio di Gigante, serve Diaz che a tu per tu con Colace non sbaglia. Dopo 2 minuti arriva il vantaggio dell'Enna, il Gela subisce il gol sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla scheggia sulla traversa, il tapin vincente è di Occhiuto. Nella ripresa Misiti cambia dentro Baldé per Gigante, ma è l'Enna a dominare, il Gela non scende in campo. Occhiuto manca il tapin vincente dopo un traversone deviato da Bamba. Al 52esimo Dadici ci prova dal limite alla di rigore, ma Bollino davanti la linea respinge il pallone. Il 3-1 arriva al 54esimo, c'è un traversone di Bamba, erroraccio di Colace che non trattiene il pallone e Zerillo segna facile facile. Al 62esimo distratto scappa solo in area di rigore Argentati, lo strattona. L'arbitro concede il calcio di rigore e dal dischetto Ciaunà non sbaglia il gol del 4-1. Il Gela è completamente disorientato e arriva il 5-1 anche al 64esimo con Bamba che scarica in mezzo, Diaz lascia il pallone per la finta con distratto che piazza la sfera ancora all'angolo. La saga degli orrori però non finisce perché al 69esimo ci pensa ancora una volta Guasecchi a sbagliare il controllo. Bamba scappa dritto verso la porta e segna il gol del 6-1 finale. Dopo soltanto Accademia per l'Enna che evita di umiliare ancora un avversario alle corde. Tra Gelbison e Vigor Lamezia finisce in parità, ma a recriminare la squadra di casa che alla luce della mole di gioco espressa avrebbe meritato l'intera posta in palio. Al Giordano, dove si sono trovate di fronte 2 squadre che hanno il miglior rendimento nelle ultime 4 giornate, la gara inizialmente non offre molti spunti. Un primo segnale arriva alla mezz'ora con un tiro cross di Liurni sul quale non arriva Chironi e la sfera lambisce il palo. La Gelbison comincia a spingere con decisione e si rende pericolosa in diverse occasioni, poi al 45esimo arriva la rete dei padroni di casa. Grande intuizione di Chironi che scucchiaia per Semeraro, il quale appena dentro l'area beffa il portiere con un pallonetto e i rossoblù passano in vantaggio. Nella ripresa il pareggio calabrese, episodio che ha fatto andare su tutte le furie allenatore e presidente poi espulsi per la mancata concessione di un corner ai rossoblù cilentani. Sugli sviluppi dell'azione la squadra di Mancini trova la rete del pareggio con il bomber Cosendei, riequilibrando così il vantaggio dei padroni di casa. Quanto accaduto però non demotiva la Gelbison che prova a portarsi nuovamente avanti, ma il match termina 1-1. Ora, dopo la sosta, i rossoblù sono attesi sul campo del Savoia. È un Paternò diverso, con più gioco, più grinta, ma soprattutto con più punti in classifica. Nella 26esima giornata di campionato i rossazzurri al Falcone Borsellino battono la Cireale per 2-1. Via al racconto della sfida che vede un buon inizio del Paternò con questo inserimento di Romano all'8º. Al 19esimo la Cireale si rende pericoloso con Semenzin che supera Fernandez, poi il difensore rossazzurro interviene in modo regolare e questo è il primo episodio che fa scattare scintille in campo. Al 25esimo grande occasione per il Paternò, Lucca allarga da Morisò che pennella sulla testa di Romano, vicinissimo al gol dell'1-0, bravo Negri a rifugiarsi in calcio d'angolo. 2 minuti dopo però il portiere Granata si fa sorprendere sul calcio di punizione di Daloia che trova l'1-0. Si tratta del primo gol del centrocampista rossazzurro, festeggiato dai tifosi presenti in tribuna B che nel derby hanno fatto sentire il loro supporto alla squadra di Millesi. Nei festeggiamenti arriva un'espulsione per il Granata. Di Mauro lascia i suoi in 10 dopo aver rifelato un pugno a Fernandez. L'arbitro a 2 passi estrae il rosso. Al 42esimo ancora l'attaccante romano a rendersi protagonista. Gran botta da fuori su cui Negri compie una super parata.
nel finale del primo tempo, punizione Acireale, battuta da Cozza che sfiora lo specchio della porta. Alla ripresa il Paternò approfitta del grave errore di Gallo con Zinnà che si invola verso la porta e con questo pallonetto batte l'estremo difensore Acese. Boato del Falcone Borsellino in una gara così importante, si sblocca l'esterno rossazzurro. Ancora protagonista al 22esimo quando supera nella fascia i suoi avversari e poi serve in aria Ferrandino vicino al 3-0 negato da Negri, anche qui autore di un bel salvataggio. Alla mezz'ora di gioco Paternò ancora in attacco, Romano prova a liberarsi nello stretto di due avversari, poi tenta il tiro a giro sfiorando la porta. Un minuto dopo arriva il gol della Cireale, Falù salta più in alto di tutti e accorcia le distanze. Nel finale ci prova la Cireale con un tiro da fuori di Rechichi su cui si allunga Lucatelli. Nel calcio d'angolo che ne segue, nulla di fatto per la Cireale. Al triplice fischio, gioia del Paternò per una vittoria che lascia ben sperare. Prossima gara di campionato contro l'Athletic Palermo. Sambiase è una squadra molto fisica, una squadra secondo me che per la categoria è una squadra di livello. Quando metti dentro la fisicità e tu non sei col piglio giusto fai fatica. Soprattutto noi avevamo un po' di... La verità è che noi siamo un po' in una fase un po' calante che ci sta perché abbiamo spinto parecchio, quindi non siamo sicuramente al meglio della nostra stagione a livello fisico, è un pochino paghi, soprattutto i campi in erba dove non siamo manco tanto abituati perché ce ne sono pochi diciamo nel torneo, quindi siamo un po' così, però va merito anche al Sambiase perché secondo me Sambiase è una squadra di tutto rispetto, ho fatto i complimenti al mister perché comunque hanno la loro idea di gioco, hanno le loro situazioni, sicuramente sfruttano tantissimo questa fisicità. Noi meno brillanti del solito, meno devo dire anche sul palleggio dove siamo, delle volte siamo molto più concreti, troppe palle perse in uscita, però ribadisco, sapevamo che ci aspettava questo tipo di partita, siamo stati anche pragmatici, questo tipo di partite è la prima volta forse che vinciamo questo tipo di partite quest'anno, ci prendiamo questi 3 punti, ce li portiamo a casa, ma veramente grandi complimenti a Sambiase. Ospitavamo la squadra con il miglior attacco insieme al Savoia, la squadra che ha realizzato più gol e più possesso durante il campionato e credo che oggi il Sambiase abbia ridotto al minimo le occasioni per la squadra avversaria e abbia meritato sicuramente molto di più. Purtroppo portiamo a casa 0 punti e questo fa molto male. Ai ragazzi però non c'è nulla da dire perché la prestazione è stata superlativa. Sulle scelte arbitrali purtroppo non voglio subentrare perché sono situazioni di gioco che non possiamo giudicare dall'esterno. Sul fatto che sicuramente c'è il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti in casa che mancano da un po', ci dispiace e speriamo di riferirci presto. La pausa ci dà l'occasione di recuperare le energie sicuramente. Le idee sono chiare, sono sempre le stesse dall'inizio della stagione. Sicuramente prepareremo anche la prossima gara, abbiamo un giorno in più di riposo magari che ci può dare qualcosa in più, ma ripeto la gara la prepareremo sempre allo stesso modo perché come abbiamo visto le prestazioni della squadra sono state queste e sono sempre state buone, non posso dire nulla, non c'è nulla da rimproverare ragazzi. Sì, è un grande Sambiase, sicuramente abbiamo fatto anche oggi una grande prestazione, però per quanto abbiamo creato purtroppo siamo stati anche oggi poco cinici, siamo un po' imprecisi negli ultimi 30 metri, ma quindi ci dispiace perché torniamo a casa con 0 punti. Pur con una grande squadra come l'Athletic Palermo, sicuramente una squadra di qualità, però oggi ho visto, ripeto, un grande Sambiase che meritava forse la vittoria, almeno il pareggio. Però purtroppo il calcio è questo, 2 episodi ci condannano e niente, adesso c'è questa pausa e poi dobbiamo guardare avanti perché bisogna arrivare il prima possibile alla quota che sarà 39-40 per la salvezza. E dopo questa scorpacciata di gol è arrivato il momento di una breve pausa. Benvenuti da Giada Immobiliare.
La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci tornati in studio, eccoci giunti al turno del campionato di eccellenza Girone A. Andiamo a vedere, grazie allo stilo della nostra regia, la schermata per fare un riepilogo di quello che si è sviluppato nella nona giornata del girone di ritorno, anche in questo caso partite che si sono giocate l'1 marzo 2026. Pareggio a reti bianche tra Castellammare e la Don Carlo Misilmeri, vittoria importante, rotonda per 3-0 del Montelepre contro Parmonval. Successo esterno di misura dell'Accademia Trapani in casa del Bagheria 90-011, medesimo risultato anche in questo caso 1-0 esterno del Partinic Audace contro il CUS Palermo. Marsala Licata Calcio finisce 0-1, pareggio per 1-1 tra San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo, 4-1 pirotecnico tra l'Unitas Sciacca e Bagheria Calcio, e chiude il quadro della nona giornata del girone di ritorno la sfida finita 5-2 tra Camarat 1972 e Castelvetrano. E vediamo le implicazioni della classifica dopo questa nona giornata del girone di ritorno, sempre del campionato di eccellenza Girone A. Al comando troviamo il Licata Calcio a quota 53 punti. Occhio perché l'attuale capolista del torneo dovrà recuperare una partita contro il San Vito Lo Capo, che invece di punti in classifica ne ha 42. Secondo posto occupato a quota 46 punti dal Camarat 1972, a seguire a 45 punti il Marsala 1912, quindi a 43 troviamo il Partinica Audace, a 42 Unitas Sciacca, via via tutte le altre squadre sino ad arrivare al CUS Palermo, che chiude da fanalino di coda questa classifica del campionato di eccellenza Girone A. E adesso è arrivato il momento del treno dei servizi dedicati proprio al campionato di eccellenza Girone A dopo la nona giornata del girone di ritorno. Sta stretto perché, ripeto, i ragazzi hanno dato l'ennesima dimostrazione che è un gruppo coeso, un gruppo forte. Queste partite non le pareggi così lottando, se non c'è spirito di sacrificio, se non c'è spirito veramente di cattiveria, di quello che hanno dimostrato in campo. Il calcio è fatto certe volte anche di episodi e naturalmente se non metti la palla dentro non si portano i punti a casa. L'abbiamo fatto con cattiveria, raggiungendo il pareggio, anche se ci sta un po' stretto, pur giocando un bel calcio, perché i ragazzi si impegnano, lavorano, giocano. La soddisfazione... È una squadra che non molla, è una squadra che mi rispecchia e quindi mi piace lavorare con questi ragazzi, arrivare il martedì, lavorarci e crescere tutti assieme. È una cosa bella anche perché abbiamo una società alle spalle solida che ti permette tutto questo. Siamo riusciti a far gol perché, ripeto, c'è quella voglia, quella cattiveria di non mollare mai, e fino a quando vedo questo, per me il calcio è passione, è lavoro, passione, e voglio lasciare cose positive in tutti gli ambienti per questo. Questa vittoria ci dà ancora più forza
ci dà ancora più consapevolezza del percorso che abbiamo fatto. Sapevamo di affrontare un grande Marsala forte come Licata, però in settimana avevo visto i ragazzi veramente motivati a fare una grande partita gagliarda, un campo difficile perché era molto scivoloso, un campo di erba naturale che molto probabilmente non sono alibi, però noi non siamo abituati. Però devo fare complimenti a questi ragazzi perché l'hanno interpretata bene, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, abbiamo provato a partire in transizione come ogni tanto sappiamo fare, e poi un'azione del secondo tempo abbiamo fatto pure gol. Ci portiamo questa partita, questi 3 punti che ci dà ancora più morale, ci fa guadagnare punti sul Marsala, però ovviamente ci sono altre squadre. Ripeto, questo è un girone abbastanza tosto, abbastanza equilibrato, abbastanza difficile, ci sono tantissimi ancora punti in palio, ci sono 6 partite dove ancora ogni squadra deve raggiungere i propri obiettivi. Noi abbiamo un obiettivo, ce lo siamo prefissati dal 1° agosto e dobbiamo cercare di portarlo a termine. Voglio dedicare in 2 paroline intanto alla cornice di pubblico, sia da parte del Marsala sia anche da Licata, che sono venuti in massa per cercare di darci una mano. Devo essere sincero, ci hanno dato una mano, però oggi non ho visto una partita eccellenza per quanto riguarda il pubblico, ma ho visto una partita anche di categoria superiore, quindi questo è un appello che faccio allo sport, perché lo sport è anche bello per questo, ci ha dato tanto a livello motivazionale. La cosa che voglio dire, voglio ringraziare la società, questo splendido gruppo che ho a disposizione, che si mette sempre a disposizione nel lavoro e ha una mentalità molto, molto importante. E poi voglio dedicare la vittoria alla mia famiglia, che ovviamente la vedo poco, poi voglio dedicarlo a un ragazzo che è con noi, anche se in quel momento non è con noi perché è infortunato, ma è fuori dal campo, però dentro il campo so che si sente parte del gruppo, ci sta dando una grande mano, è Sandro Privitera che ci dà una mano in tutto. Parliamo a livello tattico, io sapevo la forza del Marsala. Il Marsala ha queste giocate con i 2 attaccanti e quindi se noi andavamo un po' più alti, molto spesso sia Lo Bosco che Manno hanno queste giocate veloci insieme e potevano mettere in difficoltà. Se lei si ricorda bene, il primo tempo c'è stata qualche azione così veloce che ci hanno messo un po' in difficoltà. Quindi avevo detto ai ragazzi di chiudere tutte le linee di passaggio e poi infatti hanno fatto solo quelle giocate un po' lunghe e poi noi siamo stati bravi colpo sul colpo a ribattere, bravi nelle seconde palle, quindi diciamo che la partita è stata interpretata così, è stata studiata così e oggi è andata bene, quindi ci prendiamo questi 3 punti, ci dà forza, però ripeto, ancora ci sono 6 partite e quindi ci sono tanti punti in palio. Più che abbiamo concesso un tempo, come ho detto, avevamo anche di fronte una squadra che ha rinunciato tantissimo e quando tu devi giocare e devi proporre non è facile trovare le soluzioni cercando di scardinare 10 uomini. Loro sono stati bravi a tenere un baricentro bassissimo, a spezzettare il gioco e comunque hanno fatto il loro gioco, perché loro probabilmente il pari sarebbe stata una manna dal cielo, perché ovviamente avevano la possibilità di contare su 2 risultati su 3. Poi il secondo tempo siamo riusciti anche a essere più intraprendenti e più coraggiosi sotto anche nella metà campo avversaria. Abbiamo creato 3 situazioni o 4 pericolosissime dove potevamo sbloccarla noi e poi alla prima ingenuità ci siamo fatti beccare e abbiamo subito il gol che ci è costata la partita. Ma noi sapevamo anche prima di questa gara che a prescindere dal risultato non sarebbe cambiato nulla, cioè il campionato non finiva oggi, né se vincevi, né se perdevi, né se pareggiavi. Sapevamo benissimo che questa era una partita che ci poteva dare la possibilità di... Ma oggi siamo qui a dire che siamo sempre sulla strada che dobbiamo percorrere, che dobbiamo stare tutti sereni e pensare a fare meglio possibile queste 6 partite per riprendere quello che è il percorso che abbiamo intrapreso 4 settimane fa e concluderlo al meglio possibile. Sicuramente la batosta quando si perde la prendi a prescindere da chi, da con chi e come. Ovvio che oggi brucia perché innanzitutto avevi delle speranze che oggi si sono spente, e poi soprattutto per come è maturata ancora di più, perché ovviamente quando tu fai prestazione ti aspetti di essere gratificato anche di un risultato positivo e questo oggi non l'abbiamo. Il campionato non l'abbiamo perso oggi, eravamo a 8 punti e ci saranno stati degli errori precedentemente, ma ripeto, ormai è inutile guardare al passato, si guarda al futuro, già da martedì analizzeremo gli errori, abbiamo due trasferte molto complicate adesso consecutive
e quindi abbiamo delle inseguitrici molto agguerrite che vogliono prenderci il secondo posto. Oggi l'abbiamo perso, ma l'abbiamo perso anche qualche settimana fa e poi l'abbiamo riagguantato. L'unica cosa che posso assicurare è che l'impegno e la voglia di tornare al secondo posto e fare i playoff in casa, questa non mancherà in nessuno di noi. Sicuramente abbiamo avuto un percorso fuori casa molto altalenante. Infatti, ripeto, non avendo fatto tanti punti in trasferta ci siamo ritrovati ad inseguire e a soffrire. Però ripeto, adesso, come ho detto prima, è inutile guardare al passato, bisogna fare queste ultime 6 giornate nel miglior modo possibile, fare queste trasferte in campi difficili e lottare per ritornare al secondo posto. Rieccoci tornati in studio, proseguiamo con il campionato di eccellenza, questa volta il girone B, anche in questo caso si è disputata la 9ª giornata del girone di ritorno. Andiamo a vedere con la prossima schermata il riepilogo appunto di questo turno. 1-1 tra Gioiosa e Niscemi FC, 2-0 del Via Grande contro il Rosmarino, 1-1 tra Giarre Calcio e Calcio Avola 1949, Rotondo 3-0, importante vittoria del Leonzio tra le mura amiche contro la Leonfortese, 3-3, una gara ricca di emozioni e di gol tra Mazzarone Calcio e Melilli, vittoria di misura interna del Modica Calcio contro il Messana 1966, vince e convince fuori casa il Vittoria che si impone 4-0 contro il San Fratello Acquedolcese. E poi a chiudere questa 9ª giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza girone B ci pensa la sfida tra Palazzolo e Nebros, finita 0-2. Andiamo a vedere la classifica di questo torneo, dopo ovviamente la 9ª giornata del girone di ritorno. Al comando della classifica del campionato di eccellenza girone B troviamo il Modica Calcio con 61 punti, a seguire secondo posto il Vittoria a quota 48, quindi terzo gradino del podio occupato dal Calcio Avola 1949 con 44 punti, via via, come potrete vedere dalla schermata della classifica, tutte le altre squadre con i relativi punti. A chiudere c'è la Leonfortese, fanalino di coda, a quota 11 punti. La scaletta della nostra trasmissione procede con il treno dei gol, sempre relativi al campionato di eccellenza girone B. Si apre la 24esima giornata nel girone B di eccellenza, l'anticipo è quello tra Polisportiva Gioiosa, nona a quota 31 punti e reduce dalla sconfitta nel derby contro la Nebros, e il Niscemi guidato da mister Comandatore, ottavo a quota 34 dopo il convincente 4-1 inflitto al San Fratello Acquedolcese. È una sfida dall'importante peso specifico per il Niscemi che sogna ancora i playoff, cerca invece gli ultimi punti per la salvezza diretta. La Polisportiva Gioiosa, partiamo con la firma del primo tempo, dopo 30 secondi sbanda la difesa del Niscemi su questo tentativo di retropassaggio di Petrucci. La sfera è tra i piedi di Di Stefano, cerca un esterno complicato, pallone debole tra le braccia di Dibba. Al 13esimo ancora una leggerezza difensiva da parte degli ospiti, cerca allora Muschio di andare alla conclusione, sinistro che termina largo. Al 27esimo il pressing della Gioiosa porta i frutti perché c'è questo intervento falloso su El Gailani in area di rigore. Dal dischetto allora si può presentare Gorobsov che fa 1-0, che sblocca il risultato. Polisportiva Gioiosa avanti tra le mura amiche contro il Niscemi. Alla mezz'ora giallo-verdi che provano a reagire, il pallone dalla destra di Petrucci e su Archen che gira ciabattando malamente sul fondo. Allo scadere della frazione calcio di punizione di Prestia, il pallone finisce un metro al lato della porta di Paterniti. Termina così la prima parte di gara, la seconda si apre al 47esimo con Archen che lotta al limite dell'area di rigore, cerca la sfera in mezzo, doppia deviazione, quella decisiva è di Bojang che al secondo tentativo trova la via della rete. 1-1 ha pareggiato il Niscemi a inizio secondo tempo. Al 52esimo nuovamente il Gioiosa con questo tentativo dalla distanza da parte dell'ex Messana De Gaetano che però non trova lo specchio. Calcio di punizione, arriverebbe il gol di Musco ma viene tutto annullato per presunta posizione di fuorigioco del numero 18 che si era esibito in una bella esultanza la Oba Femi Martins. Dall'altra parte il Niscemi, il pallone dentro, ancora Bojang a trovare, a cercare il compagno Archen che di testa la mette al lato. Archen che serve Tomaino in area di rigore, prova a mettere dentro, deviazione sul fondo da parte di Garofalo, ancora dalla destra, sfera dentro per Di Stefano
Stefano, cicca la conclusione anche lui, le occasioni si susseguono, c'è un calcio d'angolo per la Polisportiva Gioiosa, colpo di testa dell'ex Milazzo Fodi tra le braccia di Dibba, minuti finali, Mauro all'88esimo prova a sventagliare il pallone, finisce a Boyang che entra in area di rigore, il mancino però sull'esterno della rete, minuti finali, Tomaino si mette in proprio, cerca la conclusione, la mette sul fondo, poco dopo ancora il centrocampista dalla distanza trova la deviazione di un difensore che favorisce la parata di Paterniti, l'ultima chance è del solito Tomaino, calcio di punizione quando siamo al 95esimo, termina oltre la traversa, finisce così la gara, Gioiosa sempre più vicino alla salvezza diretta, di punti ne mancano 2. La vittoria casalinga di domenica scorsa può essere stato un punto di svolta per la stagione del Giarre. I gialloblu sono di scena ancora sul prato del regionale per agguantare altri punti preziosi per la salvezza. L'avversario odierno però è di altissimo livello, lavora di mister Attilio Sirugo, terzo in classifica in piena lotta per i playoff. Giarresi che approcciano bene il match come settimana scorsa contro la Leonzio. Qui tosta a contrasto con Dos Santos, poi allontana Piedra. In profondità, valuta male la traiettoria di Oppo, ne approfitta Ankovic che viene steso da Santiglio e calcio di rigore per il Giarre. Subito in apertura, rigore per i giarresi. L'attaccante curato però è costretto ad uscire momentaneamente dal campo per infortunio. Dal dischetto va Caltabiano, para Santiglio che tiene il punteggio sullo 0-0. L'errore del dischetto però non scoraggia i gialloblu che continuano a spingere. Russo al rinvio, di prima Caltabiano per le mura. Verticalizza per Ankovic, ruba palla a Touré. Ancora Ankovic, resiste una carica. Entra in area il numero 9, Ankovic si gira, scarico sulle mura, calcia le mura, deviazione di Touré, palla che si perde di pochissimo al lato. La squadra di campo non concede nulla agli avversari che faticano tantissimo a creare occasioni. Ci provano però nel finale di tempo, rimessa di Alfò, torre di Ramella, poi tocco di Negri, la palla finisce a Tringale, Tringale il sinistro, sopra la traversa. Nella ripresa gli ospiti provano ad alzare i ritmi, Ricca cerca un suggerimento in verticale, intercetta Strano, subentra Ramella che allarga subito per Alfò, può spingere sulla destra Alfò, va all'1 contro 1, serve Dos Santos, il controllo, Dos Santos prova la conclusione, blocca a terra Russo. Primo cambio forzato per mister Campo, si ferma Petrella, al suo posto dentro Migneco. 55esimo, rimessa lunga di Butera, verso Dos Santos, sponda per Alfò, di prima per Ramella, dentro l'area contrasto con Migneco e calcio di rigore per l'Avola, stavolta il rigore per gli ospiti. Dagli 11 metri va Dos Santos che spiazza Russo e porta in vantaggio l'Avola, terzo gol nelle ultime 2 partite per l'attaccante classe 88. Forze fresche per andare a caccia del pareggio in casa Giarre, dentro Santa Paola elimina, fuori Garozzo e Caltabiano. Santillo va al rinvio, è teso nella zona di Dos Santos, la sponda del 9 per Alfò che prende velocità dopo il controllo di testa, Alfò dal limite, si oppone Russo. Spingono con tutti gli effettivi giallo-blu, Tosto cambia gioco, bene nella zona di Strano, che la mette giù, si fa vedere Mascara, servito, Mascara vede le mura, evita il rientro di Dos Santos, le mura ci prova dalla distanza, non trova la porta. Un altro cambio per mister Campo, fuori la rosa, dentro Sciacca. 7 minuti alla fine, Sciacca per Tosto, assalto all'arma bianca del Giarre, avanza anche Tosto, oltre il centrocampo, lancia in profondità per Ankovic, duello con Diop, lo vince Ankovic, Ankovic il destro, batte il portiere, Luka Ankovic firma il pareggio, 10° gol in campionato per lui, il Giarre attaccato al suo bomber per questa salvezza. Un'altra sostituzione nel finale, fuori Mascara, dentro Amante. Minuti di recupero, rimessa lunga di Amante all'interno dell'area, testa di Ricca, poi allontana la difesa, controlla le mura al limite, evita un avversario, le mura alla piazza! Fuori Bersaglio. Cuore, impegno, sacrificio e voglia di non mollare mai. Il Giarre conquista un punto strameritato contro l'Avola terzo in classifica. Un punto prezioso al termine di una prestazione gagliarda. La squadra è viva, crede pienamente nell'obiettivo e ha dato continuità a ciò che si era visto contro la Leonzio. Domenica prossima sfida delicatissima per i gialloblu che faranno visita a Rosmarino penultima in graduatoria. Il più classico degli scontri diretti che bisognerà cercare di vincere per proseguire nell'ottimo momento di forma e per conquistare punti fondamentali per la salvezza. I primi 10 minuti un po' contratti perché ci tenevamo moltissimo a dare seguito alle vittorie perché la posizione della classifica che attualmente occupiamo ce la vogliamo tenere ben stretta perché vogliamo fare i playoff possibilmente in casa da seconda posizionata. Devo complimentarmi con i ragazzi perché hanno fatto una partita come al solito di temperamento, di personalità e di grande spessore tecnico e oggi veramente siamo stati in partita fino alla fine
abbiamo fatto 4 gol e non abbiamo subito nessun gol contro un avversario che è sceso in campo. Inizialmente ci avevamo messo in difficoltà nei primi 10 minuti, poi abbiamo preso le contromisure e la partita è venuta fuori con un risultato molto importante. Però sono contento della prestazione, ancora abbiamo altre 6 gare da fare, dobbiamo mantenere alta l'attenzione e quindi dobbiamo pensare già alla prossima, ci godiamo questa vittoria. Sono contento per i tifosi che come al solito ci seguono in casa e fuori casa, per tutta la gente di Vittoria. Penso che stiamo facendo un percorso importante e insieme a tutte le componenti dobbiamo terminare il più in alto possibile. Sono strafelice perché faccio parte di una società che è veramente il top, che non c'entra niente in questa categoria, super organizzatissima, dirigenti presenti in ogni allenamento, tutti quanti, staff incredibile, collaboratori incredibili, quindi sono strafelice. E poi vedere tutta quella gente allo stadio veramente fa venire la pelle d'oca. Noi stiamo lavorando tantissimo, vorrei ricordare che appena siamo arrivati c'erano delle difficoltà, eravamo settimi, adesso siamo al secondo posto, eravamo fuori dai playoff, siamo la migliore, tra le migliori difese del campionato, siamo il miglior attacco, giochiamo sistematicamente con 3 punti o 4 punte, quindi abbiamo ormai un'identità ben precisa, la stiamo portando a termine, stiamo recuperando giocatori importanti, quindi sono contento, però non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e sono convinto che con il trasporto di tutti e avendo maggiore equilibrio possiamo raggiungere i risultati che noi tutti quanti vogliamo raggiungere. L'aria di festa è già palpabile allo stadio Pietro Scollo di Modica, ancora qualche settimana per vedere il Modica tornare in Serie D al termine di una stagione che ha certificato la supremazia della formazione di Raciti nei confronti delle avversarie. Sono 13 punti di vantaggio sul Vittoria dopo 24 giornate. Oggi arriva la Messana al Pietro Scollo, reduce da 5 gare senza vittoria. La formazione di Venuto cerca una scossa, deve ripartire la corsa playoff perché le altre non stanno a guardare. Vediamo le formazioni a confronto. Il Modica che si schiera dal primo minuto con Romano, Brugaletta, Cappello, Insidis, Floro Valenca, Parisi, Federico, Sessa, Belluso, Bonanno, Incadasciato. Risponde la Messana, Ferrara, Bonasera, Della Guardia, Fragapane, Gazzè, Sciotto, Gargiulo, Pannitteri, Rizzo, Cannavò e Genovese. Tutto pronto per il film del primo tempo dal Pietro Scollo di Monica. Partenza super per la formazione padrone di casa dopo 2 minuti. Sfondamento a sinistra, pallone in mezzo, arrivano un paio di tentativi a vuoto, poi Sessa impegna così Ferrara e la difesa mette in calcio d'angolo dal corner che segue. È Bonanno che apre a destra per Floro Valenca, vorrebbero il fuorigioco quelli della Messana, non viene accordato, allora il capitano avanza, troppo spazio, non esce nessuno, lui col mancino a giro, ancora Ferrara a sporcarsi i guantoni in corner. 16esimo, si fa male Gargiulo, iniziano i problemi di questo pomeriggio per mister Antonio Venuto. Entra a Gogli al 23esimo, Floro Valenca su calcio di punizione, pesca Brugaletta sotto porta, la spedisce alta, minuto 24, cross di Sessa che viene allontanato da Ferrara che frana su Sciotto al limite dell'area di rigore, coordinazione perfetta e tiro impossibile da parare per David Floro Valenca che porta così in vantaggio il Modica, la firma del capitano, e si infortuna anche Sciotto. Secondo slot, secondo cambio nel primo tempo per mister Venuto che fa entrare sul terreno di gioco Mazzola. Risponde la Messana alla mezz'ora sfortunosa, qui la traiettoria di Rizzo che si stampa sulla traversa. Finisce così il primo tempo allo stadio Pietro Scollo di Modica. Modica avanti sulla Messana per 1-0. Fino a questo momento decide il gol di Floro Valenca, inizia la ripresa, ancora un cambio al 53esimo, Gazzè esce, entra Gueye al 59esimo, sugli sviluppi di una punizione la sfera rimane buona per Agolli che però la manda alta. 65esimo, Gueye cerca la conclusione, viene smorzata, arriva Pannitteri, anche lui deve rivedere la mira. Al 75esimo proiezione offensiva di Mazzola, il cross sul secondo palo, Fragapane troverebbe anche la conclusione al lato, ma era tutto fermo per un fischio arbitrale. Minuto 82, nuova chance per la Messana, sicuramente meglio nel secondo tempo, sta stringendo nella propria metà campo il Modica. Prima conclusione di Genovese alta, poi la traversa di Bonasera a 4 minuti dalla fine. Come detto, molto sfortunosa anche la gara della compagine giallorossa che trova la sesta senza vittorie consecutivamente. Il Modica invece continua a vincere.
Non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie gentili amici per aver scelto la nostra trasmissione Penalty, vi diamo appuntamento la prossima settimana, vi ricordiamo gli orari: mercoledì 11 di marzo alle 15:30 sul canale 19, quello di TVM Palermo, e poi alle 19:20 invece sul canale di 7 Gold Sicilia. Buon proseguimento con la nostra ricchissima programmazione sportiva. Doppio appuntamento di Penalty sul canale 19 di TVM Palermo, il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì alle 21. Parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere.